Buongiorno cari amici di Un Sorriso in Più e benvenuti, ben ritrovati alla mia rubrica, la terzo episodio della mia rubrica A Spasso con John. Oggi vi voglio portare in un posto bellissimo, con un paesaggio eccezionale e vi porto a visitare due luoghi che sono vicini tra di loro, ma nello stesso tempo, chiamiamo così, lontani, ma lontani perché sono vicini, adesso vi spiego il perché. Perché si trovano in due regioni diverse. Siccome siamo sul Lago Maggiore, sappiamo benissimo che il Lago Maggiore è diviso in due tra Piemonte e la Lombardia. Allora, cominciamo col primo, che è l'eremo di Santa Caterina del Sasso, che si trova in Lombardia, in provincia di Varese. L'altro invece è l'Isola Bella, che si trova in Piemonte ed è in provincia di Novara. Allora iniziamo col primo e parliamo dell'eremo. Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa e a picco sul lago Maggiore, l'eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del lago Maggiore. Il suo sviluppo edilizio inizia nel XIII secolo e con continui ampliamenti fino al XIX secolo. Durante gli ampliamenti successivamente sono susseguiti anche tutti gli affreschi interni ed esterni, anche nella chiesa, tutto affrescato, tutto molto bello. Ehm, non aggiungo altro perché è tutto da vedere, è tutto da scoprire perché è bellissimo e lo godrete con gli occhi. E vi lascio appunto godere questo spettacolo. Quindi ora successivamente lasciamo Santa Caterina del Sasso, l'eremo di Santa Caterina, e ci imbarchiamo su una barca, su un motoscafo e andremo a visitare, come ho detto prima, l'Isola Bella. Quest'isola è un'isola privata della famiglia Borromeo, quella di San Carlo Borromeo, che da uno semplice scoglio abitato solo da pochi pescatori, ehm, la trasformarono in una deliziosa residenza con villa e un parco giardino, un parco botanico, giardini botanici, fatto a diversi livelli e a ogni livello con un proprio nome, con un proprio stile. Tra questi principali sono il Teatro Massimo, Piano della Canfora e la Piramide. Poi quando vedrete vi accorgerete per quale motivo si chiamano così, perché appunto hanno queste sembianze. Bene, ho detto che più che altro è uno spettacolo panoramico, molto bello da vedere. Spero, e niente, vi auguro solo un- una buona visita di questi luoghi.
Io spero che questa passeggiata, questa bellissima passeggiata che abbiamo fatto sul Lago Maggiore sia stato di vostro gradimento. E non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video, alla prossima passeggiata, che sarà sicuramente bella anche quella, alla prossima gita. Non mi resta che augurarvi una buona permanenza, un abbraccio, un saluto, un abbraccio e un bacio da John.